Allora, qualcuno prima mi ha consigliato di iniziare così: siamo italiani, sorridiamo, lo ha detto Bersani recentemente, e non è una battuta polemica, è solo per dire ridiamo, sorridiamo. In questi giorni molti cittadini mi hanno chiesto, anche un po' preoccupati, cosa sta succedendo a Portogruaro. C'è crisi, ci sono problemi, cosa pensate di fare? Ho cercato, col mio modo di essere, di tranquillizzare un po' tutti, ben sapendo che solo oggi, presentando la nuova giunta, ci sarebbe stata la risposta a tutti quegli interrogativi che in questi giorni molti si sono fatti. Non più tardi di ieri sera, alla riunione di capigruppo, un consigliere comunale ha fatto delle previsioni a dir poco fantasiose. Poi se qualcuno me lo chiede dirò anche perché. Ma anche la stampa ha messo in moto situazioni veramente fantasiose, incredibili. A qualcuno ho detto che se quando si gioca a tombola e uno fa tombola quando ha completato tutti i numeri, alcuni della stampa hanno fatto tombola perché non ne hanno azzeccato uno di numero, perché se la tombola avesse questo significato. Devo però anche dire che mi dispiace che l'iniziale disponibilità data da tutti gli assessori sia stata poco vissuta, o meglio sia stata poi vissuta in maniera negativa da Mossanuto, come appare oggi sulla stampa. Ringrazio la stampa perché mi sono visto una bella fotografia in grande che mi sono venuto fuori anche bene, a differenza di altre volte. Prego. No, quella di oggi. È sempre più grande la fotografia. Come spazio intendo dire. Devo ringraziare il Gazzettino su questo, che ha scelto la fotografia giusta, che dà serenità, perché io ho anche delle foto che non danno serenità. Quella di oggi dà serenità e questo è un fatto importante, vuol dire che il Gazzettino ha colto il clima che stiamo vivendo.